A noi sono affiliate 8 associazioni locali. Siamo qui oggi a Belluno con l'AIS di Belluno, la nostra associazione locale, per parlare di incontinenza. Incontinenza che è un problema grave, è un problema che non viene valutato assolutamente. Ci sono 495.000 incontinenti nella sola regione Veneto. E abbiamo deciso di fare questa campagna che tocca la 12ª tappa proprio con Belluno, seguirà poi Vittorio Veneto e Vicenza per chiudere le 14 tappe previste. Intendiamo portare la conoscenza alle persone che di incontinenza si può anche guarire e può essere in qualche modo curata senza dover ricorrere alla soluzione finale che è un pannolone. Pensiamo onestamente che la gente ci seguirà e vediamo proprio in questa piazza un grande afflusso. E la cosa magica di questo è la collaborazione che andiamo ad effettuare fra associazione, ULSS di riferimento, in questo caso l'ULSS Dolomiti, e dobbiamo ringraziare la dottoressa De Marco per il supporto che ci ha dato col personale sanitario, e il comune di Belluno nella persona del dottor Dal Ponte, che ringrazio altrettanto. Devo ringraziare in questa sede il dottor Repele dell'urologia di Belluno, la dottoressa Camuffo e tutto lo staff che è qui presente proprio per incontrare i cittadini e parlare di incontinenza.